Parliamo di una vicenda che parte da tempi lontani, la vertenza Italcementi di Porto Empedocle. Finalmente però ci sono delle notizie positive. Ieri c'è stato un incontro in prefettura e la CGIL ha partecipato. Com'è andato l'appuntamento? Quella di Italcementi è stata una di quelle vertenze che quando io sono stato eletto ho puntato subito l'attenzione perché era su un binario morto. Sia Italcementi che il comune di Porto Empedocle balbettavano e sino a quando c'era da assumere impegni sulla carta in maniera aleatoria erano tutti contenti. Quando poi si doveva mettere mano davvero in maniera corposa all'assunzione di impegni e mantenerli, balbettavano appunto. Nel 2018, nel 2019 abbiamo fatto un accordo con una società grazie a un protocollo d'intesa che vuole insediarsi in quella zona industriale ex Italcementi. Dopo 8 mesi di pressione il comune di Agrigento, di Porto Empedocle, finalmente riesce a mandare in consiglio comunale quel progetto ed essere approvato all'unanimità. È finalmente una buona notizia perché adesso fra breve questo progetto di massima verrà approvato e 4 unità all'epoca licenziate nel lontano 2014 saranno assunti. In prefettura abbiamo chiesto l'incontro assieme con noi della CGIL e anche con Cisle Will perché questo protocollo d'intesa che ci ha consentito a questa impresa di potersi insediare in quell'area scadeva nell'ottobre 2020. Quindi abbiamo chiesto e ottenuto la prosecuzione di quell'accordo così com'è perché è ancora attuale. Un grazie sentito alla prefetta perché su questi temi di occupazione, di problemi sociali è sempre attenta, precisa, puntuale ed è stata anche determinante. Diciamo che Italcementi non si è tirata indietro rispetto all'assunzione di responsabilità di concedere queste aree alle aziende che si impegnano previo l'insediamento ad assumere questo personale. Quindi siamo molto soddisfatti per aver dato un segnale a queste 4 famiglie. Speriamo che adesso anche altre aziende, vista la valenza e la bontà di questi accordi, si facciano avanti perché è un'area da poter utilizzare per attività produttive. Quanti lavoratori in totale fanno parte, diciamo, dell'ex Italcementi? Oltre ai 4 che potremmo titolare avranno di nuovo lavoro. Quanti ne restano però fuori? Allora, ne resterebbero una decina rispetto alla prima tranche del licenziamento del 2014, ma come sappiamo c'è anche un'altra dozzina dell'ultima crisi di Italcementi che comunque ancora è stata annunciata, ma loro non sono stati licenziati, godranno anche di ammortizzatori sociali importanti per i prossimi 3-4 anni, quindi diciamo che abbiamo il tempo anche per lavorare, per trovare una soluzione a questo personale. La società che si dovrebbe insediare, che dovrebbe lavorare nell'ex area Italcementi, di cosa si occupa? Qual è? Allora, questa società utilizzerà queste cave per il recupero di inerti da costruzione. Quindi fa un duplice lavoro positivo perché dà la possibilità a chi costruisce, a chi ristruttura la propria casa di avere un punto di riferimento dove andare a smaltire questi rifiuti e di conseguenza creare anche occupazione.